Questi dispositivi digitali che ormai diventeranno endemici in tutta Italia e in tutto il mondo, noi siamo il primo laboratorio a livello internazionale, ci permetteranno di sapere, di avere informazioni rispetto alle condizioni meteo, rispetto a eventuali inclinazioni e movimenti terrosi, franosi nell'ambito dei tralicci, il tema del ghiaccio sui cavi e quindi la tensione dei cavi, il surriscaldamento dei cavi e molto altro ancora. 291 sensori di tiro, 51 stazioni meteo, 51 accelerometri e inclinometri e 85 dispositivi per la raccolta dati. È stato definito una sorta di grande fratello per il monitoraggio del territorio, il sistema installato sulla rete ad alta tensione elettrica gestita da Terna in Veneto, che consente un controllo digitale in tempo reale della regione. Il protocollo d'intesa sottoscritto a Venezia dal presidente Luca Zaia e dall'amministratore delegato di Terna Luigi Ferraris dà il via libera ad un progetto all'insegna della sostenibilità. Il tema del consumo del suolo, come sappiamo, è uno dei temi chiave, soprattutto direi per la regione, per una bellissima regione come il Veneto, ma un po' per tutta l'Italia. Quindi noi abbiamo bisogno di ottimizzare e il traliccio, diciamo, può essere un oggetto che ha delle caratteristiche che ti consentono di fare un monitoraggio utilizzando lo spazio occupato dal solo traliccio. Un sistema innovativo non solo per l'ambiente, ma anche per la protezione civile, che permetterà di intervenire in tempi rapidi in caso di emergenze e di prevenire alcuni eventi. Ed è un sistema che avrebbe dato i suoi frutti anche in occasione, ad esempio, della tempesta Vaia. Avremmo avuto contezza del fatto che avevamo degli tralicci crollati, accartocciati dal vento, avremmo avuto molte più notizie e informazioni, visto e considerato nel momento in cui è accaduto c'era il buio, quindi abbiamo dovuto attendere la luce solare del giorno dopo per avere contezza di quello che era accaduto.